E allora qua siamo con l'amico, il presidente Carlo Alberto Tesserini. Questa mattina siete tornati a conclusione del Consiglio regionale alle 3:30 della mattina, 4, non so che ora avete fatto. Abbiamo finito alle 3:30, quindi poi da Venezia a venire a Chioggia sono arrivato a casa attorno alle 5. Questo è l'orario con cui abbiamo chiuso questa giornata, secondo me importante. Presidente, mi permetto di dire una cosa, allora ha finito, voglio dire, fra pochi mesi, salvo qualche... Il 31 maggio finisce questa va in pensione, è finito? lunga presenza all'interno della regione e quindi sono lieto che abbiamo chiuso con questo bilancio, un bilancio difficilissimo per una sommatoria di motivi, minori risorse a disposizione delle entrate che arrivano dallo Stato, una situazione politica diversa da quella usuale, cioè una maggioranza che si presenta alle elezioni divise, una grande rottura all'interno della Lega fra Zaia e Tosi, la posizione del nuovo centrodestra che è in sintonia a Roma con il governo Renzi e quindi diventa in conflitto a livello regionale e quindi questo ci metteva nella condizione di essere in aula con una maggioranza che ha i giorni contati per alcuni aspetti ma che ha già i giorni finiti per altri, no? E quindi era difficile chiudere in maniera positiva questa esperienza. Era l'ultimo bilancio della gestione di questo quinquennio, ma in particolare devo dire che come tutti i bilanci di fine legislatura che sono difficili, questo è stato più difficile di tutte le altre volte. Evidentemente tutti i consiglieri cercano, quando si chiude il bilancio, di dare testimonianza del loro impegno per una ricaduta positiva nei confronti dei loro territori, delle loro realtà. E io ho cercato di fare, come tutte le volte, la mia parte. Quando le risorse sono poche, la torta si fa più piccola e le fette a disposizione sono minori e di consistenza limitata. Alla luce di queste considerazioni ritengo positivo quello che abbiamo potuto fare a favore della nostra città, devo dire in termini complessivi, sempre quando si arriva all'approvazione del bilancio c'è chi lo approva, chi vota contro, però tutti possono dare una mano oppure essere ostativi e quindi abbiamo fatto un lavoro per alcuni aspetti di squadra, per alcuni aspetti anche soggettivi. Gli aspetti di squadra ci hanno consentito alcune risposte positive, in particolare per quanto riguarda la disponibilità delle risorse per quelli che consideriamo i danni arrecati ai pescatori che subiscono le opere di ripascimento delle spiagge, in particolare per quello che riguarda adesso la realizzazione della soffolta nella spiaggia a sud di Sottomarina e quindi c'è stato un intervento per 1 milione di euro per i cogevo che subiscono questi danni. Poi c'è stato un altro 500.000 euro per i danni subiti dalle imprese ittiche che lavorano a mare e poi sono 3 milioni di disponibilità per i ripascimenti che si aggiungono a quelli già in disponibilità dell'assessore all'ambiente. Ecco, mi pare che questo in termini generali dia un dato positivo. Ci sono altri emendamenti sempre di natura complessiva che riguardano la messa in sicurezza degli argini della Dolfina, di alcuni collegamenti stradali che riguardano i ponti di Cavarzere e altre misure molto importanti in termini generali che riguardano la utilizzazione di fondi europei. Il programma che abbiamo mandato in Europa, che ha già avuto l'assenso europeo, che vedrà presto l'uscita dei bandi, ha bisogno dei cofinanziamenti. Ecco, il bilancio contiene una parte importante di cofinanziamento in ambiti che prima non erano considerati, per la cultura, per il turismo, che prima erano i margini di questa attività dei rapporti con la comunità europea. Quindi questi avranno la possibilità di accogliere la progettazione. Qua è forte l'invito a farsi carico di seguirli questi progetti, vedere i bandi e cercare di far sì che la condizione del nostro territorio possa trovare questa attenzione. Venendo poi invece agli aspetti più particolari che ci riguardano noi, abbiamo stabilito i contributi a favore del Comune di Chioggia per 200.000 euro per la progettazione del mercato ittico, di 300.000 euro per la, io spero, conclusione e apertura del Teatro Astra e poi 50.000 euro per la
capacità che la Fondazione San Felice Fortunato abbia a disposizione 50.000 euro per il Museo Diocesano, per la Chiesa della Santissima Trinità e per la Chiesa di Santa Caterina. Io credo che la nostra città ha un patrimonio culturale immenso, è un patrimonio culturale e religioso insieme, ma è la storia vera della nostra città. Uno, se vuol vedere la bellezza della nostra realtà complessiva, basta che visiti le calle, che vada nella Riva Vena, sperando che recuperi una sua fruibilità vera. Ma nella realtà noi abbiamo bisogno di far conoscere la storia attraverso quelli che sono i lasciti che ci sono rimasti, e i migliori sono quelli che sono nelle nostre chiese. E allora io credo che la realtà della Fondazione San Felice Fortunato ha anche questo compito, mettere in rete questo patrimonio, e quindi l'attenzione per il museo di per sé stesso, per la bellissima realtà della Santissima Trinità, quella che io chiamo sempre la Chiesa dei Rossi, e della Chiesa di Santa Caterina che sta ritornando a nuovo splendore, siano messi in rete con tutto il resto, con la realtà del Duomo, i famosi percorsi di San Giacomo, la realtà di Sant'Andrea, la realtà di Filippini, la realtà di San Domenico. Non vorrei tralasciare altre cose altrettanto importanti, no? E se noi vogliamo che ci sia un'attrazione di godibilità da parte dei cittadini, altrettanto dobbiamo aprire al mondo esterno. E qui viene l'attenzione al mondo del turismo. C'è poi un altro emendamento per 150.000 euro che riguarda il settore delle piste ciclabili, e anche qui quindi ci sono le possibilità di renderci conto di come la logistica drammatica di questa nostra città deve acconsentire almeno a quelli che vanno in bicicletta di potersi muovere. Ecco, io credo che abbiamo fatto, stante le condizioni vigenti, un'operazione importante. È importante nella misura in cui si lavora in sinergia, cui adesso il Comune deve fare la sua parte, deve utilizzare questi fondi immediatamente in maniera da renderli disponibili e dare delle risposte concrete alla città. Credo che è una stagione in cui i conflitti politici diventano sempre più aspri. Abbiamo invece l'assoluta necessità di mantenere alto il livello di democrazia, con una visione anche di contrapposizioni, ma dobbiamo, come non mai in questa situazione di crisi, ricercare le sinergie. Non è utile che noi usciamo dagli scontri politici litigando, è obbligatorio che dagli scontri politici si esca avendo individuata la strada migliore che vada bene per tutti. E questo lo dobbiamo a quelli che in questa situazione di crisi stanno peggio, non quelli che stanno meglio. Quelli che stanno bene comunque, voglio dire, quelli che stanno male rischiano di stare sempre più male. E allora io vorrei proprio tanto che ci fosse una gestione della politica che avesse questi principi. Lavoriamo per rispondere ai problemi della gente, poi ognuno fa la sua parte. Ma se c'è un messaggio che io vorrei che nascesse anche da questi provvedimenti, non solo di destra, di sinistra, di una parte piuttosto che dell'altra, sono mirati a dare delle risposte, sapendo che noi abbiamo una risorsa, perché oggi siamo venuti qua nonostante le poche ore di sonno, siamo venuti qua perché quando veniamo qua ci si apre il cuore alla speranza. Abbiamo la fortuna di vivere in un ambiente straordinariamente ricco di bellezze. Ecco, bisogna che noi le sappiamo sfruttare al meglio, questo è il nostro patrimonio vero. E non per niente questi emendamenti vanno in questa direzione. Perché il Teatro Asta? Perché è un passaggio ulteriore di cultura, perché la Fondazione Felice Fortunato, perché servono a questo, all'interno dell'ambiente. E là viene la grande partita del turismo. Abbiamo aperto tanti varchi a favore del turismo per nuove forme di finanziamento agevolato, nuove forme con garanzia, e sappiamo che la partita grande la giochiamo là, non dimenticando mai che siamo un paese di pescatori e un paese di agricoltori, specie ortodani. Io spero che il lavoro che abbiamo fatto sia utile in questa direzione. Grazie tantissimo Presidente, grazie. Buona giornata. Grazie. E buon lavoro. Grazie.